Questa sera una notizia dell'ultima ora ha scosso i tifosi napoletani. Oggi pomeriggio abbiamo una notizia bomba da condividere con voi, un annuncio che riguarda il futuro della squadra e che ha lasciato tutti sorpresi. Come sempre, lasciate un like e condividete questa notizia con i vostri amici. Passiamo subito alla notizia appena arrivata. Direttamente dal vivace Cagliari arriva una notizia che sta riecheggiando nei corridoi del calcio italiano. Il Napoli, con occhi attenti e grandi aspettative, sta tenendo d'occhio il talentuoso Zito Luvumbo. Il giovane calciatore rappresenta un vero e proprio sogno per il presidente Aurelio De Laurentiis, grazie alle sue eccezionali doti in campo, creando occasioni d'oro ogni volta che tocca il pallone. Con l'avvicinarsi del big match tra Cagliari e Napoli, in programma il 20 febbraio, cresce la tensione e l'eccitazione. Questa partita non è solo cruciale per le aspirazioni del Cagliari alla Serie A, ma rappresenta anche l'intensa rivalità tra gli appassionati tifosi delle due squadre. Francesco Calzona, stratega del Napoli, sta preparando meticolosamente la sua squadra per affrontare questa importante sfida. Al centro di questo palcoscenico sportivo c'è Luvumbo, pedina fondamentale nello scacchiere del Cagliari di Ranieri. Anche se non segnava da ottobre, il suo ritorno a febbraio dopo un'ottima prestazione in Coppa d'Africa ribadisce il suo ruolo prezioso nella squadra. I suoi impressionanti progressi sul campo hanno aumentato il suo valore di mercato e suscitato l'interesse del Napoli, che lo aveva già cercato a gennaio. La sua prestazione nella partita contro il Napoli è particolarmente attesa, perché il club azzurro è interessato a lui per il mercato estivo. Cari tifosi, la vostra opinione è preziosa in questo momento così emozionante. Condividete il vostro pensiero su questo possibile trasferimento dal Napoli nei commenti. Continuate a seguirci per le ultime notizie e gli aggiornamenti sul nostro amato club. Alla prossima e sempre Forza Napoli!